Beh, io mi chiamo Sergio Frau, io sono un inviato delle pagine culturali di Repubblica, che ha avuto una stranissima idea, un dubbio devastante, che per fortuna ho risolto, però con un'inchiesta fuori formato rispetto ai giornali, è diventata un libro. Il dubbio era dove erano le prime colonne d'Ercole. E questa cosa è nata dalla geologia. Praticamente un professore della Normale di Pisa, un accademico dei Lincei, Vittorio Castellani, pubblicava su un suo libro fantastico, Quando il mare sommerse l'Europa, una mappa del Mediterraneo nella protostoria, dove Sicilia e Tunisia ancora quasi si toccavano, quindi gli stretti praticamente nel Mediterraneo erano due. A quel punto mi sono chiesto chi e quando aveva messo le colonne d'Ercole a Gibilterra. Dubbio che pare che non fosse venuto a nessuno prima di allora. E del resto in pochi avevano visto il Mediterraneo com'era, perché da poco si conoscono i fondali, si conoscono le profondità reali di quella zona di mare. E mi ci sono intignato su questa cosa qui per capire dove erano, e mi è toccato fare tutte quelle studiatone che non avevo fatto a scuola. Ho dovuto cominciare a perquisire tutto Omero senza trovare neanche una colonna d'Ercole, tutto Esiodo, che a scuola non avevo neanche letto, al liceo, neanche all'università. Però lì ho trovato una soglia di bronzo che divideva il giorno dalla notte e legata all'Etna. Quindi cominciava a avere quasi una connotazione geografica questa soglia di bronzo. Andando avanti, finalmente ho trovato Pindaro, che è il primo che ne parla di questo termine colonne d'Ercole, legandolo a una descrizione di bassi fondali, di lagune, tutta roba che a Gibilterra non c'è. Gibilterra è un canyon di mare, profondo 400 metri, con possenti correnti marine, largo, dove è più stretto, 14 km, per cui a volte passi in mezzo in quella zona e non ti rendi neanche conto che stai varcando uno stretto. E più a quel punto ho continuato questa perquisizione, per cui Erodoto, Aristotele e tanti altri parlavano sempre di bassi fondali, di un luogo che era molto più consono alla zona che ancora oggi è la più assassina del Mediterraneo. Quindi la zona dove Roma perde 180 navi, dove naufraga San Paolo bestemmiando contro il capitano che ha deciso di passare per Malta invece che fare quel piccolo tratto che allora si chiamava Apollonia, la Puglia, e oggi si chiama Valona, verso la Puglia. E quindi quella zona lì, se è vero che il mito serviva a tenere a mente storia, geografia, pericoli, tutti insieme, era esattamente la stessa zona dove Omero affolla tutti i suoi mostri, il ciclope, le paure, i naufragi nelle Sirti. Quindi ho cominciato a leggere, a questo punto c'è stata la controprova. Sono arrivato a trovare Strabone, che è un autore che nasce a ridosso di Cristo, che scrive a ridosso di Cristo, e già Strabone dà 10 posizioni differenti delle colonne d'Ercole. Dice che sono più o meno dalle parti della Spagna, ma poi dice sia Cadice che due isolette, che lo stretto vero e proprio. Quindi si capisce che già ai tempi di Strabone si erano perse l'esatta posizione delle colonne d'Ercole. La controprova è provare a leggere, uscendo dal canale di Sicilia, quindi da quella zona che Sabatino Moscati chiamava cortina di ferro dell'antichità, tra mondo greco e mondo fenicio-punico, quella zona che quindi comprende Malta,
Capo Bon e Capo Lilibeo, il blocco punico praticamente, provare a leggere tutte le fonti antiche uscendo da lì invece che uscire da Gibilterra. E paradossalmente tutto è diventato molto molto più normale. Infatti il mio libro è odiato dagli ufaroli perché ho tolto il giocarello dell'enigma, tutto diventa, persino Platone con la sua isola di Atlante, cosa ci dice? Che uscendo da quello stretto che si chiama Colonne d'Ercole, che veniva chiamato Colonne d'Ercole, si arrivava a una grande isola, ad altre isole, al continente che tutto circonda. Stesse cose dice Erodoto, stesse cose diceva Omero, senza usare il termine Colonne d'Ercole, ma parlava sempre di un'isola occidentale che era stato un paradiso che poi divenne inferno praticamente. C'era un ricordo di una grandezza appassita, sfumata, svaporata e ormai persa. La cosa che mi ha aiutato è conoscere l'Africa e conoscere come viene studiata l'Africa. Cioè alla tradizione orale africana viene data molta fiducia, si sta ricostruendo la storia del Mali, del Senegal, attraverso la tradizione orale e i miti che l'accompagnavano. Io ho dato la stessa fiducia agli autori greci classici, che erano i primi che mettevano nero su bianco queste storie. E appunto il mito serviva a collegare, a tenere a mente, a simbolizzare, a riunire, ad avvertire chi li usava, chi li sapeva questi miti, nel viaggio e nella conoscenza. Per cui prendendoli per buoni io ho voluto dare fiducia fino in fondo a questi autori che poi avevano un controllo sociale fantastico, perché poi c'hai gente come Euripide, come Eschilo, Omero che veniva letto 2 volte l'anno ad Atene, Platone che non è l'ultimo scemo, insomma tutti questi possibile che dicessero solo fantasticherie. E piano piano appunto questi miti coagulavano dei luoghi. Di fatto io avevo un Far West mediterraneo nelle storie d'Oriente che parlavano di un Occidente e poi c'ho un Occidente nel Mediterraneo occidentale strapieno di archeologia ma senza storia. Ho provato per la prima volta, grazie a lo sdoganamento, diciamo, delle colonne d'Ercole, a verificarle, a compattarle, e le 2 cose quadrano a perfezione.